Alla fine invece parlando di mercato cosa si aspetta o cosa non vorrebbe? Il mercato oggi non se ne parla perché c'è una partita davanti e quindi il mercato non mi interessa. Ok, come si attacca Livorno allora oppure come quale sarà l'approccio alla partita? Livorno è una squadra molto interessante, con degli attaccanti in centrocampo forti e in difesa sono maturi, nel senso che hanno padronanza, quindi è una squadra che sa prendere in mano la partita, la sa gestire al meglio, probabilmente anche loro avranno qualche artista da poter mostrare, quindi credo che sia una squadra che merita la posizione che ha, però noi siamo il Padova, siamo a casa nostra e non abbiamo intenzione di curarci troppo di questo, per quanto massimo rispetto cercheremo di fare la partita e di vincere. Ecco, qual è la prima cosa che vorrà vedere invece Franco Colomba già dai primi minuti? Voglio vedere l'atteggiamento giusto, l'abbiamo avuto compatibilmente con le problematiche che avevamo un mese fa, però l'aspetto che abbiamo avuto, insomma, voglio vedere quell'atteggiamento lì e poi cercare di essere concreti più che spettacolari o belli o chissà come frizzanti. Mi interessa la concretezza, spero che riusciamo a trovarla. Si aspetta una mano, tra virgolette così, dal pubblico anche? Il pubblico mi sembra che giochiamo in casa, quindi non vedo perché non debba esserci la mano del pubblico, anzi dopo un mesetto sono tutti un po' intorpiditi, dici no. Io ribadisco ai ragazzi che tocca a noi stimolare il pubblico, perché la gente al giorno d'oggi, e soprattutto nel 2013, non siamo negli anni 50-60 dove c'era questo calcio che si proponeva, adesso c'è un calcio televisivo, un calcio diverso, il pubblico vede tanta qualità in televisione, dalle partite di Coppa, di Champions e compagnia, quindi viene a vedere la squadra del cuore, vuole tirar fuori qualcosa il pubblico, però dobbiamo tirarglielo fuori noi, questo è perlomeno quello che cerco di dire ai ragazzi. Quindi lo spot di questa giornata è Padova Livorno, venite a vederla perché? Perché c'è una squadra che desidera vincere, tutto qua. Mister, sì. Parlando un attimino dal punto di vista tattico, abbiamo visto che la partita la necessità ovviamente legata al fatto in quel momento di vestire il materiale che c'era, il 4-4-2. Adesso sembra che la scelta sia più orientata su questo 4-3-3. Cosa significa in termini proprio pratici per il tipo di gioco che lei vuol fare? Significa che cerchiamo di sfruttare le capacità, le qualità sia dei nostri attaccanti che dei nostri centrocampisti, insomma, questo è il nostro obiettivo. Poi non c'è nulla di definitivo, non c'è nulla di scritto a priori, si valuta, si vede, si guarda. Cioè in modo che possono essere anche intercambiabili? Penso di sì, perché al giorno d'oggi bisogna un attimino essere elastici in questo, sempre rispettando le capacità dei giocatori che siamo a disposizione. Suona via. Adesso la società è venuta e ha detto vabbè. Posso dire una cosa, quello che ho detto prima è quello che penso. Oggi onestamente si parla della partita, il resto viene dopo. Va bene, ho letto anch'io tutte queste cose, ma io guardo la partita. Okay. Guardando un attimino il contesto, Baraglia ha detto 20 partite devono essere 20 battaglie. Sono 30 punti che avete in questo momento, magari qualcuno in più potevate averlo, non lasciamo perdere, però certamente vedendo che lo premete ancora in un certo modo questo l'handicap è quello di essere a rincorrere e cercare di agguantare le posizioni utili per poter entrare in quel gruppo di squadre che se la giocherà. Ribadisco, non è che siamo i soli a cercarla questa posizione, la cercano anche gli altri. L'obiettivo nostro è quello di mettercela tutta per raggiungerlo. Poi il calcio non è che... Cioè anche a certo punto non deve niente, basta essere nelle 4. No, io vorrei raggiungere l'obiettivo migliore che possibile, quindi che sia sesto, quinto, quarto. Certo, Dio vorrebbe arrivare a un pelo, come lo vorrebbero tutti, così come è giusto che sia. Con la formazione dei Feudis come sta? Si è messo dei limiti? Allora, ascolta, niente, c'è un gruppo che ritengo sempre qualche dubbio, qualche riserva, quindi di formazione non ne parlo prima perché non mi sembra giusto. Ho due o tre situazioni da verificare. Tu sei un ex a Livorno, no? Era il primo anno di A, sì, dopo la promozione. Primo. Che ricordi hai? Ricordi e bene, che ricordi hai lasciato? Pensi di aver lasciato? Che ricordi hai ricevuto? No, eravamo in buonissima posizione.
c'era già Spinelli. Sì. No, sì. Quindi niente, è stata una bellissima esperienza, ci siamo tolti molte buone soddisfazioni in quel giorno d'andata, battendo anche squadre giuste, togliendoci delle soddisfazioni importanti. La prima, ricordo 2-2 col Milan, la prima in Serie A all'esordio, bella. 19, mi ricordo un gol, il gol del 3-2 di Lucarelli annullato al 90esimo sul corner. Ancora sto pensando che come mai però lo stesso. Va bene, cominciamo un anno nuovo sperando bene. Dipende da noi sicuramente, e dipende anche dal tipo così, di ambiente che riusciamo a crearci intorno, perché questo credo che sia importante. Quindi la gente deve sapere che saremo una squadra che darà tutto quello che ha. No, l'unica cosa non ci piove. Poi dopo l'unica cosa è che è una squadra che è cambiata, quindi bisogna dare anche il tempo di rotare, cioè i rischi sono sempre questi è cambiata, è normale, è cambiata perché probabilmente c'era qualcosa che nell'arco del giorno di andata non ha soddisfatto, per cui si cerca sempre di migliorare le cose. Questo è stato quello che vorremmo proporre. Senti, posso chiederti l'ultima cosa? Babacar torna dopo 3 mesi. Quanti minuti può avere? Quanti minuti può avere sulle gambe? Ci sono diversi giocatori che hanno giocato pochissimo, qualcuno avrebbe sei, quindi faccio le mie valutazioni in base a tutto. Sì, comunque certamente non è una partita. È un giocatore